Cavalli in Villa, sesta tappa ad Abano Terme, un gradito ritorno a Villa Bassi che anche in questa edizione 2023 del fortunato format promosso da Fise Veneto ha ospitato un fine settimana dal ricco ed entusiasmante programma fatto di cultura, sport e spettacolo. La cornice perfetta per un weekend di fine estate gradevolmente soleggiato e mite, con tante iniziative gratuite e aperte al pubblico. Riconferma Abano come città amica dei cavalli, in particolare una location che si presta proprio anche a concorsi importanti come questo. Continueremo su questa strada perché il binomio cavalli, scuole, cultura, come abbiamo interpretato anche per questo weekend, è stato un mix vincente che ha fatto partecipare tutti i nostri ragazzi delle scuole, i cittadini, ma anche molti turisti che sono arrivati qui per vedere il concorso. In che modo sono state coinvolte le scuole e i ragazzi? I ragazzi hanno fatto un concorso legato proprio alla manifestazione, hanno partecipato moltissimi nostri alunni delle scuole elementari, oggi li abbiamo premiati, quindi anche un modo per avvicinare tutti questi ragazzi al mondo dell'equitazione. Non è mancata la sana competizione, con tanti binomi che scesi in campo si sono dati battaglia, affrontando i percorsi magistralmente pennellati dallo chef de piste di fama internazionale Pier Francesco Bazzocchi e da Francesco Olivo Bottos. Come è mia abitudine distribuire un po' le difficoltà un po' su tutto il percorso, sì, c'ha 1 o 2 punti un po' più, diciamo, tecnicamente difficili, però insomma la filosofia è di cercare un po' di distribuire un po' le difficoltà. Direi che è stata finora una manifestazione piacevole, no? Sia anche dal lato tecnico ma anche organizzativo. In questo contesto davvero splendido si è svolto il Gran Premio di Cavalli in Villa, nazionale a 5 stelle, con Elena Chiarotti che si è guadagnata la vittoria, lasciando dietro di sé Giovanni Magaton, salito in sella nonostante reduce da un infortunio, e Andrea Campagnaro, premiati dalla madrina Adriana Volpe, title sponsor con il brand Emma Alice Martin. Un bel concorso, un bel pubblico che attira con un bel po' di pubblico anche non interno al nostro lavoro ma esterno che fa sempre bene a vedere il nostro sport come si fa, come avvicinare anche altra gente rispetto a noi. Il campo è stupendo, secondo me è uno dei migliori campi che ci sono in erba. Devo dire che è andata molto bene, sono molto soddisfatta di come hanno saltato i miei cavalli in questo fantastico campo in erba. Ero stata qui anche l'anno scorso per la prima edizione e mi era piaciuta l'anno scorso tanto quanto mi piace anche quest'anno. Ci sono state delle migliorie che hanno rifatto il campo prova, quindi stanno cercando comunque di rinnovarsi sempre anno dopo anno e questo viene sicuramente apprezzato e quindi devo dire che i cavalli stanno saltando veramente bene, è una bella manifestazione. Ad infiammare le tribune le categorie speciali Ride and Bike e Jump and Run, metà percorso a cavallo e metà o in bici elettrica o di corsa. Cavalli in Villa ha richiamato l'interesse di cavalieri e amazzoni anche da fuori regione. Arrivo da Trento, ho fatto il cavaliere a livello internazionale, sono istruttore e sono qua a divertirmi in questo contesto bellissimo che mancava molto in questi ultimi anni. È un piacere, un divertimento essere in questi concorsi dove è aperto soprattutto al pubblico e non solo agli addetti ai lavori e questa è una cosa che negli ultimi anni è molto mancata. Fortunatamente abbiamo avuto un presidente come Clara Campese che ha avuto questa brillantissima idea. È un'ottima iniziativa perché alla fine unisce cavalli e cultura. Il posto è bello, la location è veramente affascinante, è un po' un concorso di altri tempi, un solo campo, molta attenzione per i cavalieri, le premiazioni carine, molto amichevole, mi è piaciuto. Ieri sono andata alle terme, ovviamente ci torno anche stasera, mi è piaciuto veramente. Occhi felici e tanti sorrisi nel villaggio del bambino, l'area dedicata alle famiglie per conoscere i pony prima da terra e poi in sella, divertendosi ma rispettando le regole di una corretta relazione sulla base della fiducia e del rispetto reciproco.
fanno l'avvicinamento, per cui la carezza, il saluto del pony, li aiutiamo a salire per chi è proprio principiante la prima volta, poi fanno dei giochi che sono la tazza, di solito la bandiera, che sono dei giochi un po' per stimolare di più insomma la parte dell'equilibrio e diventa tutto sotto forma di gioco. E poi possono andare in un centro FISE per fare una lezione gratuita, naturalmente su appuntamento, per provare una lezione proprio di equitazione. Cavalli in Villa anche in questo appuntamento ha celebrato il suo legame con l'arte e la musica. Al Teatro Marconi il concerto del coro lirico del Teatro Verdi di Padova con la presenza del soprano Katia Ricciarelli. Sono bravissimi davvero, cantano col cuore e guarda, ho il biglietto da visita perché vorrò sicuramente fare qualcosa con loro e lo farò, perché se non ci aiutiamo fra di noi, che veneti saremo. Questo concerto sarebbe dovuto essere lì nella nostra villa, che è il nostro polo culturale museale, ma purtroppo per motivi di maltempo non è stato possibile, però in questo gioiellino di teatro di Abano Terme siamo riusciti comunque a fare un bellissimo pomeriggio di concerto e siamo onorati di aver avuto il coro del Teatro Verdi e la presenza straordinaria del soprano Katia Ricciarelli. In questo contesto in cui hanno trovato spazio le splendide sculture dell'artista veneto Andrea Fuson, tra cui l'imponente cavallo di San Giorgio alto 4 metri, il fascino retro delle auto storiche del circolo patavino, il pullman della Polizia di Stato per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale con la Fondazione Gaia von Freeman, non è mancata la progettualità. L'health coaching prende in considerazione tutti quelli che sono i pilastri portanti del benessere del cavaliere, quindi a partire dall'amore per se stesso e per il suo cavallo, il concetto degli alleati, quindi del team che ruota intorno a lui, l'alimentazione che è fondamentale come qualsiasi altro sportivo, l'allenamento e l'atteggiamento. Clara è una presidente straordinaria perché è sempre stata apertissima a quelle che sono le iniziative volte ai giovani cavalli ma anche ai giovani cavalieri e con lei abbiamo proprio preparato un bellissimo progetto che sicuramente farà tappa nel talk show di Verona Fiera Cavalli e poi porteremo proprio in maniera veramente portante all'interno di Cavalli in Villa nel 2024. Insomma, anche in questo appuntamento Cavalli in Villa si è confermato un format pieno di cose belle ed ora via verso le ultime 2 tappe autunnali dell'evento che chiuderanno l'edizione 2023.